fase congressuale. Sapete, il Partito Democratico adesso è nel vivo del proprio congresso. In Sardegna in particolare in questo fine settimana si terranno gli ultimi congressi di circolo in cui verranno chiamati gli iscritti a votare per le 3 mozioni nazionali e per i 4 segretari regionali candidati, una fase molto importante. Sulla base della quale il Partito Democratico in Sardegna, come ovunque, deciderà con questo voto chi correrà per le primarie, sia sul livello nazionale che sul livello regionale. Questa è una fase importante di partecipazione del nostro corpo di militanti ed iscritti. Decideranno appunto chi andrà alle primarie e poi il 25 ottobre, come sapete, abbiamo quella fase così importante per il Partito Democratico in cui chiameremo a raccolta non soltanto gli iscritti ma anche gli elettori che pur non hanno la tessera del Partito Democratico, i nostri simpatizzanti, quel mondo del centro-sinistra che noi intendiamo raccogliere intorno al nostro partito e che già sta ricominciando ad avvicinarsi piano piano alla nostra proposta politica. Il 25 ottobre verrà effettivamente decretata l'elezione del segretario nazionale e di quello regionale per quanto riguarda la Sardegna, ed è un lavoro appunto che sta raccogliendo una grande partecipazione e un grande interesse. Noi lavoreremo perché questa partecipazione sia sempre più larga e c'è un impegno non soltanto sui livelli regionali ma anche sul livello nazionale perché il Partito Democratico diventi sempre più il punto di riferimento del centro-sinistra italiano e che si costruisca, si radichi, si allarghi in tutto il territorio nazionale, perché riteniamo che questo debba essere il futuro del centro-sinistra, in particolare l'alternativa più forte al governo e alla politica del centrodestra. Oggi è qui per sostenere la candidatura di Dario Franceschini, che sostengo io stessa alla segreteria nazionale, a sostenere anche la mia candidatura alla segreteria regionale, Piero Fassino, che è stato il mio segretario nazionale dei Democratici di Sinistra, il segretario nazionale che ha determinato nell'ambito dei DS la svolta verso la costruzione del Partito Democratico con gli ultimi congressi che si sono tenuti anche all'interno dei Democratici di Sinistra. È stato il dirigente nazionale che ha dato l'impulso finale e determinato alla costruzione del Partito Democratico in Italia, sostiene Dario Franceschini con la convinzione, che è anche la mia, che Dario Franceschini rappresenti in questa fase per il Partito Democratico, intanto anche perché ha già dimostrato in questi mesi di guida del Partito Democratico, mesi non semplici, in cui ha messo a disposizione la sua capacità di unire. Dario Franceschini rappresenta per noi la possibilità di riaffermazione dello spirito originario del Partito Democratico, rappresenta la possibilità di tenere insieme la capacità, la possibilità di tenere insieme dentro questo soggetto che vogliamo essere sempre più forte, le diverse culture del centro-sinistra, riformiste e progressiste, che hanno dato vita originariamente a questo partito. La possibilità di guardare avanti, di lasciarsi alle spalle una cultura politica, quella del centro-sinistra, della frammentarietà, delle alleanze larghe, più utili per vincere ma non per governare, la possibilità di non tornare indietro sotto l'aspetto del bipolarismo, della votazione maggioritaria, e la possibilità di mantenere il Partito Democratico per quello che è nato e non per farne una copia sbiadita dei partiti che abbiamo deciso di lasciarci alle spalle, pur mantenendo nel partito i valori fondamentali anche di quelle esperienze politiche così importanti. La nostra proposta politica va in questa direzione, nella direzione del futuro, che
liberare il futuro, come dice anche bene lo slogan che accompagna la campagna congressuale di Dario Franceschini, di guardare avanti, come dice invece la mia campagna congressuale in relazione alla proposta politica per la Sardegna. E con questo lascio la parola a Piero Fassino. Va bene, grazie Francesca, grazie per questo incontro. Brevemente poi lascio le vostre domande. La prima questione su cui voglio richiamare la vostra attenzione è che noi stiamo sviluppando queste settimane un congresso di straordinario valore democratico, oltre 6.000 circoli del Partito Democratico in tutta Italia, a cui nei quali stanno svolgendosi congressi con una partecipazione davvero di straordinaria dimensione e intensità. Ricordo che noi siamo il più grande partito per numero di iscritti di questo continente, 820.000 iscritti, è un numero di iscritti che non ha nessun partito né di sinistra né di centro né di destra nell'intero continente europeo, siamo una grande organizzazione e una quota molto ampia di questi iscritti è protagonista di un dibattito che sta coinvolgendo centinaia di migliaia di persone in un esercizio democratico che non ha uguali in Italia. E io credo che questo lo si debba dire, perché spesso si offre ai cittadini una caricatura dei partiti della politica fatta soltanto di potere e di ripiegamento su se stessi, quando invece con questo congresso noi dimostriamo che un partito è capace di stare nella società, di mettere al centro del suo dibattito i problemi del paese e di farli vivere in una discussione larga a centinaia di migliaia di persone. E questo è un buon viatico anche per le consultazioni primarie del 25 ottobre, quando chiameremo iscritti ed elettori del Partito Democratico a scegliere il segretario nazionale e il segretario regionale. La seconda considerazione riguarda la dimensione nazionale di questo confronto. Io sostengo Dario Franceschini e lo sostengo insieme a tanti altri per 3 ragioni. La prima ragione è che Franceschini è stato eletto segretario 6 mesi fa. 6 mesi non sono un tempo sufficiente per considerare esaurita la leadership. 6 mesi sono un arco temporale troppo breve per ritenere che si debba cambiare un segretario, anche perché non credo che faccia bene al Partito Democratico offrire l'immagine di un partito che cambia troppo frequentemente le sue leadership.